Buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di domenica 8 ottobre, prima corsa del convegno riservato a cavalli di 3 anni, Emozione K, Emily Tab, Edgar, Ercole, Risaia TRGF, Eclipse Adri, Elisa degli Ulivi in prima fila, Edegardo Mail, Embassy Sun, Scudo dei Greppi, Ellie delle Naldine, Elettra Miura TRN e Tonnanzi in seconda, macchina che lascia andare i concorrenti con la velocità iniziale Numero 1 Emozione K di squalificato. Emily Tab ed Edgar, mentre sbaglia Emozione K, insiste all'esterno Edgar, Numero 6 si Elisa degli avvantaggia Ulivi squalificato. e quindi guida. Intanto squalificata anche una delle più appoggiate, Elisa degli Ulivi, come del resto Emozione K. Numero Prende 4 vantaggio Ercole Risaia intanto TRGF squalificato. Edgar che si trascina Emily Tab, gli altri molto più indietro, condotti da Escudo dei Greppi. 29,7 i primi 400 metri di gara, con Edgar e Massimiliano Michelotto in vantaggio, Emily Tab in seconda posizione, poi gli altri a seguire a una quindicina di metri. I primi 600 di gara vanno via per Edgar in 45,7. Davanti alle tribune posizioni mutate, tutti in fila indiana, almeno i superstiti, con in terza posizione Scudo dei Greppi, in quarta c'è Eclipse Adri, che è seguito da Ettore Nancy, via via gli altri, con Embassy Sun che cerca di prendere la via del largo. 800 completati in 1 minuto e 9 decimi e siamo al chilometro che Edgar percorre in 1:16,7. Mutate le posizioni alle sue spalle e dalla terza posizione Scudo dei Greppi muove al largo per anticipare Embassy Sun. 400 alla conclusione, il parziale in 15,4. Edgar è sempre in vantaggio, confonde l'azione per un attimo e Scudo dei Greppi, non bellissimo di andatura, prova a rientrargli all'interno Eclipse Adri. Intanto entra in vantaggio Edgar in addirittura d'arrivo, si ripropone Scudo dei Greppi insieme a Embassy Sun, e Scudo è passato e nel finale controlla per vincere su Embassy Sun, mentre per il terzo probabilmente all'interno Eclipse Adri regola Edgar. 1:16,9 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere. La vittoria per il Scudo dei Greppi, bella partenza dalla seconda fila, terzo alla corda, esce ai 500 finali e rimedia una brevissima incertezza sulla curva per poi vincere molto molto bene nei confronti di Embassy Sun, che è secondo, mentre per il terzo probabilmente Eclipse Adri brucia Edgar. Il successo per Scudo dei Greppi, Nicola Del Rosso, Roberto Biagini al training per la proprietà dello stesso Nicola Del Rosso.